Un ministro potente che incontra un ragazzino di 21 anni e gli dà del lei con rispetto sempre. Nell'intervista trovate anche delle domande un po' difficili da rispondere, cioè la battaglia dentro l'ADC era forte, sì era forte, però ha avuto battaglie per esempio contro Bisaglia, cioè venivano avanti e lui verso gli uomini di partito, anche quelli che l'hanno osteggiato, è sempre stato non polemico. Bisaglia appartenevano a un'altra generazione, cioè addolciva, era un uomo di partito così forte che le battaglie le faceva dentro il partito. Oggi avvengono quei tweet. Era un punto di riferimento fondamentale, ovviamente ne capivo l'importanza, poi la cultura da ragazzo aveva, cioè proprio ha tradotto Hume, insomma, quindi durante la guerra, poi aveva avuto tutte queste esperienze, quindi era l'affidabilità completa, insomma. Chiaramente a casa non stava molto perché un po' si divideva, eccetera. Però magari al ministero dove era un po' criticato perché arrivava troppo presto la mattina, ecco, per dire che lavorava molto, insomma. Ha fatto questa riforma importantissima negli anni 60 della scuola media unica. Prima già i bambini uscivano dalle elementari e dovevano le famiglie scegliere se avviarli all'avviamento professionale oppure alla scuola media e poi ai licei. La scuola media unica è stata una potente forma di democrazia nella vita della nostra nazione.